Un abbraccio e una stretta di mano a suggellare il passaggio di consegna al vertice di Confindustria Veneto tra il presidente uscente Andrea Tomat ed il neoeletto Roberto Zuccato. L'avvicendamento nell'ambito degli stati generali dell'Associazione regionale degli imprenditori, un momento di confronto e di analisi dello scenario economico attuale in una situazione di grande difficoltà nella quale si dibatte anche l'economia veneta e alla vigilia dell'appuntamento elettorale forse più atteso degli ultimi decenni. Il trevigiano Tomat lascia il timone dell'associazione dopo 4 anni che nessuno immaginava sarebbero stati così difficili. È stato nel novembre e dicembre del 2011, prima dell'arrivo del governo Monti, perché la sensazione era che veramente il paese fosse, probabilmente eravamo, insomma, percepivamo a Roma agli incontri in una fase molto critica. E questo è anche una dimostrazione del fatto che dobbiamo avere fiducia sulle capacità che ci sono nel paese e che continuiamo a dimostrare. Ora dunque si guarda al futuro, alle prospettive per il rilancio dell'economia locale e la parola d'ordine del nuovo esecutivo di Confindustria Veneto è il rilancio del manufatturiero e questa la richiesta che il nuovo numero 1 dell'associazione lancia alla politica. È importante che ci sia questo messaggio forte che fa la politica, che capisca che il futuro di questo paese deve partire anche da una rifondazione e un ripensamento ai valori della manifatturiera o della produzione. Credo che in questi ultimi tempi si sia fatta troppa finanza, si sia perso di vista quello che è il vero nostro cuore, quello che ha creato poi questo Veneto incredibile che è un esempio in tutto il mondo. E per creare le condizioni del nuovo manifatturiero è indispensabile, secondo gli industriali, una riforma della pubblica amministrazione, del sistema fiscale e soprattutto della politica, quella cattiva, infangata dall'oligarchia dei partiti attenti a mantenere i propri privilegi e da comportamenti che non hanno fatto altro che diffondere sentimenti antipolitici tra i cittadini. E dobbiamo proprio ripartire dalla politica. Il Veneto deve, con questa crisi, secondo me, rifarsi proprio una verginità in politica, perché siamo sempre stati un gigante economico e un nano politico, purtroppo. Dobbiamo ribattere i pugni con persone capaci, dobbiamo augurarci che in tutti gli schieramenti ci sono, i veneziani, i veneti, la nostra gente possa essere rappresentata e possa dare anche una speranza all'intero popolo italiano e forse anche all'intera comunità europea.